Angelo Russo ad Alcamo perché? Per un videoclip musicale per i Calandra e Calandra. La Sicilia, ormai la Sicilia è diventata forte, no? Diciamo un set sia cinematografico che audiovisivo e visivo. Sì, questo videoclip è un videoclip di Calandra e Calandra dove mi hanno invitato e ho accettato volentieri per realizzare questo videoclip dove faccio tre parti. Faccio la parte di un prete, la parte di un mafioso e la parte di un venditore ambulante. Sono tre parti fondamentali forse della Sicilia classica, forse che magari non esiste più ma esiste. No, esiste, è bello esiste e farla ricordare che esiste, perché no? Sono dei piccoli luoghi, dei piccoli personaggi che c'erano, ci saranno e ci saranno sempre, diciamo, dai. Senti, quanto si fa un clip? No, non è un film, non c'è una storia, bisogna dire tutto in pochissimo tempo, è più difficile. Certo, è più difficile. Devi concentrare di realizzare questo videoclip, cioè raccontando una lunghissima storia in una frazione di 3-4 minuti. Un brano, molto difficile. Dopo questo Angelo che farà? Per adesso sono impegnato in Calabria con un film, due farse un originale con Eva Enger, davanti a una telecamera tutto dove spettacolo c'è alla fine. Grazie Angelo. Grazie a voi. Benedetto il giorno che facciamo, tu guardi là, guardo là, poi tu mi dici guarda, sto guardando là, io guardo là. Sì. Stefania Scordia e Ivan Fiore in questo videoclip musicale. Non è facile fare un videoclip musicale. Voi che farete? Quali parti? Noi abbiamo qualche scena insieme in cui Ivan coronerà un suo sogno che dura già da un po' di anni. Me l'ha Finalmente mi dirà di sì. Non so se tagliano la scena del sesso, spero di no, però... No, forse non esiste, già l'hanno tagliata a priori, Ivan, non esageriamo. La vita è crudele, come visto, tagliato diciamo di natura rispetto a te, sai, vabbè, però... Vabbè, però recuperi col capello. Sentite, per fare un video dove praticamente tutto deve essere fatto in pochissimi minuti, no? Non è un film, non è una trama, però sarà alla fine una trama, far capire un brano musicale. Voi come vi trovate? Meglio qui o in altre condizioni? Dove c'è magari più lungaggine di riprese? Ma devo dire che siamo molto versatili. Poi tra l'altro la passione di fare proprio questo videoclip è quella che ci spinge, perché conosciamo i Calandra e Calandra da tanti anni e ci fa piacere, una questione anche di affetto, di amicizia, e quindi siamo molto felici di essere qui oggi e sono sicura che posso parlare anche per Ivan. Sì, mia moglie sta parlando benissimo, la famiglia regna sovrana perché i GMF sono come dei fratelli per noi, quindi ci siamo ritrovati a collaborare con loro, ma un sì già per me quello è stato un matrimonio vero, cioè mi hanno chiesto di fare questa cosa, c'era Stefania, c'era sì, poi dico il risultato è io ho conosciuto personalmente questo e fa marcia indietro, rischia di prenderci, no, Alessandro è un bravissimo regista, cioè abbiamo scoperto veramente tutta una famiglia, GMF grande ma famiglia, com'è? Ex GMF, GMF, Calandra e i gravi Calandra. motivi familiari ce li hanno sempre. No, bellissimo. Sono grandi fratelli, c'è quello che fa manovra, io guardo voi però c'è uno che vi sta tamponando con la macchina, non ve ne accorgete. Senta, ma com'è che la Sicilia è così forte, sempre con i brani musicali, i film, i romanzi, tira forte? Sì, c'è sempre un grande fermento. È che il problema del siciliano è che poi non riesce a superare lo Stretto di Messina. C'è un grande fermento musicale, teatrale, però poi chissà perché restiamo legati alla nostra Sicilia, un po' per amore, un po' per odio, ma... Certo, ogni tanto qualcuno che lo passa c'è lo Stretto, mia moglie che non mi dice che io lo Stretto l'avevo passato. Sono tornato per lei. Per sposarmi. Per sposarmi, però fortunatamente tornerò a Milano perché lei non mi vuole più. Cioè c'è già divorzio, infatti il sequel dei Calandra e Calandra lo hanno lasciato. E vi sono felici e contenti perché io sarò felice dopo. Auguri allora. Grazie. Il regalo, gli amici che ascolteranno questa intervista è il regalo possibilmente, perché abbiamo fatto la lista. La lista, abbiamo bisogno dei sanitari. Dei sanitari, anche se cessi in giro ce ne sono un sacco. Cioè, però va bene. Insomma. Il signor Catarella, Angelo Russo, ha detto che mi regalerà la PlayStation 3 come regalo, mi sembra una cosa... va bene.